Va ora in onda la rassegna stampa. No, io non comincio, Io non comincio, no, dove pensi di andare? Aspetta, non vengo anch'io, no. Non comincio, assolutamente non comincio. Vai te. No, non comincio, no. Vai te. Voglio il va pensiero. O me lo fischi tu? Sta fischiando, ma no, questa era un'altra cosa, mi sembrava niente, neanche il va pensiero, cioè con Sammy Varin dico che cosa mi fai cenno che sono in diretta e allora c'è il video, allora niente, non me lo mette, non riesco a fischiarlo io. Santa polenta, tutto per farsi che cosa? La tisana, cos'è quest'oggi? La tisana ricreativa, che nome c'ha questa mattina? Santa pazienza, che pazienza, come bambini, questi registi sanno fare le cose più complicate, più pazzesche, con l'intelligenza artificiale, ti fanno la canzoncina, fanno parlare il Papa, e non sono capaci di schiacciare un bottone perché c'è da fare la tisana ricreativa. La tisana delle 7:32. Buongiorno tisane all'ascolto di Radio Libertà, sono Sammy Varin, l'avete capito, certo, lo so, oggi va così, senza va pensiero. Se volete protestare vi do il numero privato del nostro regista Francesco, buongiorno, protestate pure. Il buongiorno si sente dal Varin, ma certo anche oggi ci troviamo in diretta nazionale qua in questa radio di nicchia ma potentissima, perché ormai si è sparsa la voce che facciamo una rassegna stampa diversa, grande come l'Universa, cerchiamo di mettere sul tavolo i veri argomenti del giorno e oggi sono un po' sudato. Si fa sentire se puzzo, no, non puzzo, però sono un po' sudato perché non è stato semplice, devo dire. Oggi comprare i quotidiani è una Minetti ovunque. Già ieri era così, però era il primo step e quindi poteva anche interessarci. Oggi si va avanti a blaterare, si comincia a indicare col dito accusatore chi potrebbe essere l'incolpato. È stata tua la colpa, sinceramente, adesso io voglio sentire anche il vostro parere, perché se siete interessati io vi faccio 2 ore parlando solo della Minetti, ma penso che ci siano altre cose a cui pensare. Però il bello di avere una radio, di avere un microfono, di avere un numero WhatsApp 340 6709 659 al quale potete rivolgervi senza filtri né censura, e allora usatelo questo WhatsApp 340 6709 659 per commentare in tempo reale il vostro argomento preferito. Io non ve l'aspettate, passo al Sole 24 Ore. L'apertura del quotidiano economico è infatti per un qualcosa che ci interessa e c'è l'intervista a Matteo Salvini. Investire più risorse per aiutare famiglie e aziende. E questa è una roba che siate elettori della Lega oppure no, che dovete riconoscere alla Lega. Cioè la Lega dice basta soldi alla guerra, basta soldi per le armi. È arrivato il momento di pensare a noi. In questo momento ancora di più. Il vice premier dice sull'Unione Europea ha ragione Orsini. Faccela vedere la prima pagina del Sole 24 Ore con l'intervista a Matteo Salvini di Andrea Gagliardi, pagina 6. E ditemi se non è arrivato il momento giusto, un'Europa da rifondare. L'abbiamo urlato l'altro sabato in Piazza Duomo a Milano con Sammy che spicherava gli ospiti sul palco. L'abbiamo urlato e riurlato, lo urleremo ancora questa mattina. Un'Europa da rifondare, perché? Perché alle 9 abbiamo il capodelegazione della Lega in diretta.
Paolo Borchia. Con lui parleremo appunto di questa Europa e della sorpresina che ha in mente per tutti noi e tutti voi. Mai una gioia, mai. Siamo su Sole 24 Ore, vi dicevo l'intervista con Matteo Salvini, ma in apertura il titolo Credito, arriva la stretta sulle imprese. Stretta del credito per imprese e famiglie, secondo l'ultima indagine della BCE, è la più forte dal terzo trimestre 2023. Le banche prevedono un ulteriore irrigidimento nel trimestre in corso per imprese, mutui e credito al consumo. Fotografia simile dall'indagine di Banca Italia. Le banche italiane si attendono un calo della domanda di prestiti e mutui da parte di famiglie e imprese a causa della crisi nel Golfo e del caro energia. Ma proprio sulla questione Golfo ci sono ulteriori novità e non si capisce se sono positive o negative, anche qua paginoni e paginoni, ma poi alla fine in soldoni ancora non capiamo. Calma, ci arrivo. Intanto giustamente qualche parola sulla vicenda Minetti. Intanto il Manifesto, il vostro quotidiano di riferimento, non ve lo lascio mica così in un angolino. 5 euro. Ho letto bene. Cioè, il Manifesto vuole 5 euro. Quelle che chiede Sammy Varin per aiutare Radio Libertà. Guarda, Francesco, euro 5. Vuole 5 euro per comprare il Manifesto. Ma cos'è, d'oro? Cosa? È l'unico quotidiano che non si riesce a bruciare nel camino. Com'è questa cosa? Rimango pietrificato. 5 euro al posto che aiutare Radio Libertà sul sito radiolibertà.net, cliccando in alto a destra dona ora, mi comprate il Manifesto a 5 euro. Vabbè, Meloni fa un'altra grazia a Nordio. Mezza difesa per il caso Minetti. A oggi escludo le dimissioni, Mantovano lo convoca. Chiaramente siamo qui ad aspettare di chi sarà la colpa. Mi fido del ministro Carlo Nordio, ho parlato con lui lunedì, mi sono messa a ricostruire l'iter della grazia Nicole Minetti, escludo le sue dimissioni ad oggi. Giorgia Meloni a sorpresa partecipa alla conferenza stampa dei ministri dopo il varo del decreto lavoro, ne parleremo del decreto lavoro, lo fa soprattutto per provare ad allontanare dal governo le responsabilità per l'ennesima brutta storia che riguarda Nordio, ma la Premier sembra non escludere possibili colpi di scena. Accanto a lei il sottosegretario Mantovano, che poco prima aveva avuto un lungo colloquio con il Guardasigilli, afferma: ciò che è nel fascicolo credo che lasciasse pochi margini alla valutazione del ministro della giustizia. Insomma, per ora il tentativo del governo è di scaricare le responsabilità sui magistrati. Questo secondo il Manifesto, ma attenzione perché poi passiamo ad altro. Sempre sul Manifesto, l'ultimo maggio, ok? Sai che nei titoli sono specialisti, non il 1 maggio, anzi salutiamo coloro che stanno pensando cosa fare il 1 maggio, perché sarà vacanza per molti ma non per tutti, e qui salutiamo invece i colleghi di radio e televisione che il 1 maggio lavoreranno normalmente, alcuni anche senza il pagamento dello stipendio festivo perché sono delle partite IVA, ma noi vi amiamo anche voi, soprattutto siete voi ascoltatori che dovete amare codeste persone perché fanno un servizio importantissimo. Solo altri bonus e sussidi alle imprese, scrive il Manifesto parlando del decreto per il 1 maggio, no al salario minimo, sia quello giusto. Il solito decreto lavoro di ogni 1 maggio quest'anno è più vuoto che mai. Cosa ci vorresti mettere dentro? Non ci sono soldi, il governo non ha soldi, appunto, e spera in una deroga al patto di stabilità dopo averlo firmato per un finale di legislatura meno mesto. Arriva una novità per timidi aumenti contrattuali ma non retroattivi. Insomma, come al solito Manifesto pensava a miracoli, cioè gli aumenti contrattuali ci sono ma non sono retroattivi. Ah, santa polenta. Ultimo maggio, questo è il titolo principale del quotidiano Il Manifesto.
Ma attenzione, girando tra un giornale e l'altro, che mi appare il Romanista, cioè roba che la mia mentalità razzista mi impedisce di leggere cose che riguardano il calcio. Poi su Roma, che cos'è Roma? Ma lascia stare. Vado sull'Unità, signori, altro quotidiano di riferimento, perché, anzi, prima dell'Unità, perdonami, La Verità. A proposito di chi è la colpa della Grazia Minetti, te l'ho detto, c'è questo scaricabarile oggi sui quotidiani, divertentissimo, non ce ne fotte proprio niente, però visto che sono i primi minuti di rassegna stampa e so che a quest'ora siete frizzanti e siete pronti a scrivere improperi al 340-6709-659, scriveteli pure, perché il quotidiano La Verità, guarda cosa titola: la Grazia alla Minetti l'ha voluta il Quirinale. Altro che presidente raggirato da Nordio, è stato proprio il Colle a promuovere la pratica e ad approvarla a tempo di record, dopo il parere più che favorevole della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano. Ecco tutti i documenti e le date della strana vicenda. Wow, wow, wow. Pare che, insomma, in altri casi ci siano voluti anni. Per la Minetti il Quirinale ci ha messo così poco. D'altronde qualcuno tra i magistrati si è lasciato scappare. Siamo stati solerti ma poco perspicaci. Quanti anni che non sentivamo questo termine. Perspicaci. Andiamo avanti, perché se la Grazia Minetti l'ha voluta al Quirinale, scrive La Verità, attenzione, perché l'Unità, sempre finisce in A, dice invece: il caso Minetti, l'attacco è a Mattarella. Se ne è accorto, vedi, non puoi scrivere una cosa sulla Verità che subito l'Unità se ne accorge. L'attacco è a Mattarella. Chi vuole liberare il Quirinale prima delle elezioni del 2027? Ci vogliamo liberare di Mattarella, tarabunzi bunzi, ma sarebbe fantastico, Dai, peggio di Trump, ragazzi, C'è un cattivone Mattarella. È un attacco micidiale al Presidente della Repubblica, scrive l'immancabile Piero Sansonetti. Lo amiamo, chiaramente ci manca tantissimo, da troppo tempo non va su Rete 4, un attacco diretto e inedito. È del tutto evidente che l'obiettivo non è Nordio, anche perché il ministro in questa vicenda ha avuto un ruolo del tutto secondario, di passacarte, è un passacarte Nordio. È chiaro che non poteva essere lui a indagare su Nicole Minetti, il compito spetta alla magistratura e finora la magistratura non è dipendente dal ministro, né poteva essere lui a decidere, il potere era ed è solo di Mattarella. Ora si fa un po' di melina, il gioco politico si attorciglia, si confonde, ma l'unica conclusione che si vede all'orizzonte è il tiro ad alzo zero contro il Quirinale. Chi ha interesse a questo attacco? Sono gli stessi che hanno sollevato il caso Minetti e raccolto le informazioni su di lei e sul suo compagno Cipriani? Quelle cose diventano più difficili, lo riconosce anche Sansonetti, che ha acuto. Qui le cose diventano più difficili, bisognerebbe capire se nella vicenda c'entrano i servizi segreti, ci sono quei deviati, siamo deviati, e poi bisognerebbe capire nel caso quali pezzi di servizi segreti, il pezzo di servizio segreto, e poi a nome e per conto di chi. Mi fermo, ragazzi, Piero Sansonetti sta strabordando, ma sono sicuro che vi ecciterà se comprerete oggi il quotidiano L'Unità, che a differenza del manifesto costa solo 1,50 €, ragazzi, è conveniente, ma per voi leghisti celoduristi, per voi che avete una certa sensibilità politica, che mangiate pane politica, quindi che avete seguito le vicende degli ultimi anni, non può mancare in taglio basso la lettera di... Lo dico o non lo dico? Lo dico o non lo dico? Non ve lo dico, no, lasciamo stare. La volete, lo so.
c'è Mimmo Lucano oggi sul quotidiano L'Unità. Applauso a Mimmo Lucano, lo amiamo Mimmo Lucano, quello che aveva fatto questo sistema Riace che funzionava benissimo, ma poi non è mica stato un sistema, alla fine è successo che non aveva fatto proprio niente. Lo avete rieletto sindaco, ma non bastava, lo avete eletto addirittura in Europa, signori, con la Salis, e pochi sanno questa cosa perché non fa un cazzo, si fa sentire poco, diciamo così. Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, la notizia è dell'altro giorno, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Perché? Perché è colpevole del reato di abuso di potere, lui che non farebbe male nemmeno a una mosca nera, e la Cassazione però lo aveva assolto da questa accusa. E in taglio basso oggi sul quotidiano L'Unità, proprio per invogliarvi ad acquistare L'Unità, c'è la sua lettera. Sono indeciso se leggervela tutta o soltanto qualche riga. So che state pucciando il biscotto o che state guidando verso il lavoro. Non vorrei farvi andare fuori strada o farvi cadere il biscotto nella tazza. Sono l'unico sindaco d'Italia a essere estromesso dalla sua carica per un abuso di potere che secondo una sentenza di Cassazione non ho commesso in nessun modo, scrive Mimmo Lucano oggi in esclusiva. Compratela sull'Unità. In pratica subisco una conseguenza politica per qualcosa a cui io, secondo la più alta corte, sono totalmente estraneo. Mi sembra un folle paradosso che mi auguro la Cassazione possa definitivamente sciogliere. Sono obbligato ad avere speranze. Cos'altro potrei fare? Questa decisione mi toglie il respiro, una guerra che non finisce mai. Più vado a fondo nell'analisi di questa situazione, più mi convinco che questa sia una storia politica che prosegue fino all'esasperazione, cioè di aver fatto qualche cazzata non gli viene proprio in mente, no. Ci sono elementi che sono passati sotto silenzio ma che pesano enormemente, penso al gemellaggio con Gaza. Perché è stato negato solo a Riace? Il comune aveva un'autonomia di governo, quel gesto portava un messaggio politico fortissimo. Mi fermo, ragazzi miei, veramente stiamo strabordando. Questa non è Radio Popolare, ma mi sa che neanche su Radio Popolare osano tanto. Oggi L'Unità è veramente piatto ricco, micifico e oh mamma mia, meglio non leggere i WhatsApp, me ne state dicendo di tutti i colori. 340 6709 659. Ce l'hanno con me o ce l'hanno con te? No, mi sa che ce l'hanno più con te che non hai messo il va pensiero. Va bene, va bene. Francesco è qua, tranquillamente lo trovate, via Bellerio 41, ci passate a trovare. Se entrate con un salame, poi glielo diamo in testa, certamente. Andiamo sul Corriere. Sì, oggi è una scelta veramente, lo facciamo strano. Ci sono quelle mattine che ti svegli che con la moglie o con la fidanzata dici facciamolo strano. Oggi lo faccio strano con tutti voi partendo dal Corriere. Anche questo ha in titolo principale Grazia. Non me lo fa leggere. Il Corriere, cioè adesso il computer di bordo di Radio Libertà ha capito che io sono comunista, che devo leggere soltanto i giornali comuni. Guarda che anche il Corriere è un po' comunista, caro computer. Conto corrente postale 37671294. Io ringrazio tutti coloro che ridendo e scherzando ci fanno un bonifico ogni tanto. Conto corrente postale 3767 1294, intestato a Radio Libertà Milano, contributo volontario sulla causale. Lo sapete, io sono come il manifesto, chiedo solo 5 euro per aiutare la nostra radio e soprattutto quello scioccone di Sammy Varinone che ogni mattina cerca di leggere quotidiani che non siano di sinistra e il computer mi sbatte fuori. Ci riprovo. Grazia Aminetti, prega. Buchi nell'indagine, ora si riparte. Lei che dice ho rispettato la legge, ingiusta esposizione per mio figlio, la procura generale il parere può cambiare, si muove addirittura all'Interpol e la Meloni che dice mi fido di Nordio. D'accordo?
In centropagina, Carlo III al congresso, legami indistruttibili, piano per Hormuz, Trump, Iran al collasso, ma soprattutto questa notizia che non è chiaro cosa potrebbe significare: Emirati via dall'OPEC, cioè sono usciti dall'OPEC, questa congregazione di produttori di petrolio che decideva lei quanto ne produciamo, quanto ne estraiamo quest'anno, ok? Cosa potrebbe significare tutto ciò? Vi assicuro, ho letto almeno 20 quotidiani, nessuno lo sa. Quindi non ci preoccuperemo più di tanto finché non escono notizie che significhi qualcosa. Intanto la mia sensazione è che potrebbe cambiare qualche cosa nei prezzi di benzina e di gasolio, visto che il governo sta pensando di fare ancora qualcosina, visto che il 1° maggio scade il taglio dell'accisa, e qualcosa soprattutto per voi che andate a gasolio, perché ci fate pena. Ci fate pena. Io ho detto l'altro giorno che eravamo scesi sotto i 2 euro e purtroppo poi appena l'ho detto è aumentato di nuovo. Il gasolio ancora sale sopra i 2 euro. La benzina è intorno a 1,7 e non è che siamo contentissimi noi che facciamo benzina. È chiaro che bisogna continuare con il taglio dell'accisa, ma hanno detto dal governo ci si concentrerà soprattutto sul gasolio. Adesso non è che sono qua a dirvi correte a fare il pieno quest'oggi, tanto prima o poi il pieno finisce e bisogna farne un altro, però per dire aspettatevi delle novità alla pompa. Oggi sul quotidiano Il Corriere c'è l'intervista alla Venezzi, ok? Fenice per me nessun rispetto. Abbiamo seguito anche questa cosa. Dice Venezzi di non avere sentito nessuno di Fratelli d'Italia, colpita da una campagna di odio. Ho avuto solidarietà solo da Salvini, Ceccardi e Santanchè. Chi l'avrebbe mai detto? Non ho tessere, sono stata lasciata sola. Chiaro che adesso che la Venezzi non ha più un lavoro, io la proporrei come co-conduttrice della trasmissione L'angolo della musica classica. Vi piace come idea? Oretta, adesso gli faccio un messaggino. Oretta Pierotticei alle 13 ogni sabato è in onda con questa splendida trasmissione che intervista ogni settimana personaggi bravissimi, ma ancora una volta lo sapete, indipendenti, perché noi puntiamo sugli artisti sconosciuti. Secondo me una Venezia ogni tanto, Oretta, ci potrebbe stare, ma scendiamo un po' più in basso. Siamo sul giornalone, sul Corriere, che intervista oggi il 16enne Marcucci, uno dei ragazzi che si è salvato dalle ustioni. Io, la scuola, le mie cicatrici, ma vorrei tornare a Crans. Una bella intervista per questo ragazzino che è riuscito a salvarsi. È chiaro, adesso c'è tutto un percorso di riabilitazione importante, ma è tornato a casa. Non manca su qualunque quotidiano la Segre, la memoria e l'odio e la frase: a 96 anni mi scrivono ma perché non muori? Che non è una bella frase. Diciamo che, insomma, tutti noi quando vediamo dei parenti o degli amici che hanno 96 anni, la domanda viene normale, nel senso positivo, però dici cavolo, c'ha 96 anni. Attenzione che parlo anche con molti di voi che so che siete lì come età e siete più tosti. Cavolo, 96 anni, complimenti. Non è che vi auguriamo di morire, ma è chiaro che prima o poi è più facile che moriamo noi tranquillamente, con tutte le schifezze che mangiamo, che respiriamo, con quello che si vive ogni giorno andando al lavoro, ragazzi. Le probabilità sono molto più alte, però la stiamo menando il turrone su tutti i giornali, l'intervista alla Segre, e gli scrivono ma perché non muori? E quindi qui le discriminazioni, sei ebrea e tutte queste palle. Ragazzi, vi ho evitato tutto questo. Io spero, quando morirò io, e non tardissimo sicuramente, spero che sul cippo, si dice cippo, no? Sulla tomba ci sia scritto:
ci ha evitato di menarci il torrone per i 25 aprile, per il 1° maggio, per i fascisti, gli ebrei, perché in questa rassegna stampa abbiamo accuratamente evitato l'argomento, perché penso ci siano cose più importanti. Se però non siete d'accordo, scrivetemelo 340 6709 659, perché io ogni mezz'ora leggo i vostri messaggi, sappiatelo. All'interno del Corriere, non pensate che adesso mi metto a sfogliarlo firulì firulà col cavolo. Gli argomenti importanti, secondo me, ce n'è uno a pagina 11 che parla appunto di questa decisione. Cos'è? Emirati via dall'OPEC. Che cosa significa? Allora il Corriere dice: così gli emiri cambiano il mercato, i risvolti sui prezzi e il segnale agli Stati Uniti. Mani libere per vendere una volta riaperta Hormuz, quindi non è una cosa che succederà a breve. La messa in discussione di Brent e dollaro, paginone dal quale non si evince assolutamente nulla sul futuro, ve l'assicuro, fa anche rima, ma che giustamente mette tutti un po' in allarme. Cosa potrebbe accadere con questa scelta degli Emirati di uscire dall'OPEC? Se avete voi, perché sono sicuro voi siete i migliori editorialisti sul mercato, quelli che ci ascoltano da casa, dal letto, dal divano o in auto mentre vanno a lavoro, se avete un'idea, scrivetemela al 340 6709 659, perché io preferisco 2 righe scritte da un ascoltatore che paginoni e paginoni dai quali non si capisce un cazzo. Francesca Basso, oggi sul quotidiano Il Corriere, intervista Dombrovskis. Oh, finalmente una buona notizia. Dombrovskis dice no a deroghe sul patto di stabilità. Da Roma nessuna richiesta. Cioè praticamente dice di non rompere le balle con deroghe, sforamenti vari, esattamente quello che l'Italia vorrebbe fare, ma ancora non gliel'abbiamo detto. Bruxelles ripete: necessario rispettare il percorso correttivo. Sì, davvero, dice così Dombrovskis. Finora questo tipo di richiesta non è ancora pervenuta, quindi è difficile costruire scenari ipotetici comuni. Tuttavia, in generale, il nostro consiglio agli Stati membri è di mantenere una risposta fiscale mirata e focalizzata, con misure volte innanzitutto a limitare anche l'impatto sui conti pubblici. Così il commissario UE all'economia Dombrovskis, parlando a Strasburgo a un gruppo ristretto di media europei sulla comunicazione, legiferare meglio, che avrebbe presentato di lì a qualche ora, non lascia dubbi di interpretazione sulla domanda del Corriere e sulla richiesta da parte dell'Italia di poter attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate all'emergenza energetica, quella a cui stiamo pensando in queste ore, e per domani potrebbero esserci decisioni. La nostra raccomandazione generale è di contenere la risposta e rimanere entro i parametri dei piani fiscali strutturali nazionali. Mentre è arrivata da Bruxelles la risposta sull'ipotesi della Lega che l'Italia abbandoni il patto di stabilità. Un portavoce della Commissione europea ha spiegato all'ANSA che non esiste alcuna possibilità per uno Stato membro di uscire unilateralmente dal patto di stabilità e crescita. Le regole fiscali fanno parte del diritto dell'Unione Europea, sono vincolanti per tutti gli Stati membri, e gnignero è gnignero. La Lega rompe le balle. Cosa dovrebbe fare secondo voi a questo punto la Lega? Aspetto consigli, anche perché alle 9 arriva il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo nel gruppo dei patrioti. Sì, c'è il nostro Borchia, e allora se c'è un consiglietto da dargli, è il caso di scrivermelo adesso. 340 67 09 659. È chiaro che adesso c'è la pausa musicale, ogni mezz'ora io mi fermo, faccio qualche minuto di esercizi ginnici, correndo avanti e indietro per questo studio. Ci gustiamo Giovanni Marradi, le sue melodie romantiche e sognanti, spesso associate ad atmosfere medioevali o New Age. A voi Giovanni Marradi con Valiant.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Senti che dolcezza, signori. Giovanni Marradi con questa Valiant, ne ha tantissime. Se vi piace il tipo di musica, chiedete ad Alexia, a Giuseppe, a Francesca di mettervi tutto quanto in onda di Marradi. Vi passate giorni e giorni. Buongiorno Sammy Varin, buongiorno agli amici anche di Facebook e di YouTube. Ho appena contattato, cliccato e condiviso questa diretta in modo che vada su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, oltre a quella importantissima di Lega Salvini Premier. Se cercate su Facebook Lega Salvini Premier abbiamo migliaia e migliaia di follower e questo è un piacere personale gigantesco. Ma buongiorno naturalmente a chi ci ascolta dal sito di Radio Libertà, dall'applicazione di Radio Libertà e naturalmente nella banda DAB della vostra radio, se siete in auto, ma anche le radio recenti, oltre alla banda FM, hanno la banda DAB e lì si ascolta perfettamente Radio Libertà in tutta Italia senza utilizzare l'internet. Giro di WhatsApp al 340-6709-659, di tutto di più, ragazzi. Da Del Mastro alla Minetti i meloni sono venuti a galla.
Dispiace, è una donna falsa, ipocrita, con una retorica da contadina. Salvini deve defilarsi lentamente, Vannacci farà il pienone, scrive Mattia da Padova. Ma senti, Vannacci chi? Il traditore, dici? Ma sì, noi lo amiamo tuttora, ci piace come personaggio, ci dispiace che, è chiaro, uno decide di farsi la sua lega, il suo partitino, anche gli amici naturalmente che sono usciti dalla Lega, sono andati in Forza Italia, si sono inventati il patto del Nord, e adesso sono tutti contenti. Guarda, ho fatto la tessera, è bello, è come tornare agli anni '80, ragazzi, è bello. Peccato che cominciare da zero ogni volta forse è il caso di stare tutti insieme, di portare veramente quelli che sono gli argomenti comuni, visto che alla fine questa gente esce dalla Lega e dice le stesse cose che dice la Lega. Quindi uno dice, se uscisse dalla Lega, perché no, voglio altro che la Lega, no. Cioè dice la stessa roba che dice la Lega, solo che la Lega è il governo e magari può rompere un po' di più le palline, no? Santa polenta e santa pazienza. Però salutiamo chiaramente carissimi amici, fratelli di battaglie che hanno preso questa decisione e che sono lì a guardare, non li caga più nessuno, perché facciamo fatica noi a portare avanti qualche legge, ti immagini se te ne esci dal governo. Le faccende private della Minetti, quello che il falso quotidiano spaccia per scoop, è il solito tentativo di minare la stabilità del governo con l'aiuto della magistratura. Questa è la lettura di Marco da Milano. Buongiorno Sammy, meno male che c'è un caso Minetti, questo vuol dire che ancora si scopa. Lei sì che sa come darla, capisci a me. Enzo, io prendo le distanze da queste frasi assolutamente poco riverenti, e anzi direi l'esatto contrario. Semplicemente, certo, c'è questa infatuazione storica dei giornalisti per la Minetti, l'igienista dentale di Berlusconi, e tutti pensano che chissà cosa abbia fatto, e ancora adesso vanno a sfrugugliare dentro la vita quotidiana della Minetti e di Cipriani per capire cosa gestissero in giro per il mondo, che mai fanno. A noi sinceramente non ce ne frega niente, ok? Minetti, non è che il Presidente della Repubblica ha voluto dire grazie a Forza Italia per i suoi no al referendum? Ragazzi, cioè, ma voi vincete il Global dei complottisti, ma dico, ma cosa andate a pensare? Il problema non è che 96enne, anche se ci ricordano sempre che ci sono troppi vecchi, ma che sta dalla parte di quelli che vogliono eliminare Israele, scrive Gian da Brescia. Ho capito, oggi con i WhatsApp siamo piuttosto irriverenti. Hormuz sono acque internazionali. Cosa aspettiamo a inviare navi militari e dragamine europei? L'Iran non può fare la guerra a tutto il mondo, ci scrive Silvio da Torino, e noi ce li abbiamo qui pronti, i dragamine, sono qua fuori da Bellerio, è pieno di dragamine e aspettiamo che finisca la guerra. Annunci, ancora annunci, e i fatti? Campagna elettorale? Ma ci rendiamo conto che si sta facendo una campagna mediatica per convincerci che il prezzo del gasolio a €1 al litro è un affare? Qui sta perdendo il senso a €2 al litro. Qui si sta perdendo il senso di pragmaticità, come nel periodo dell'era Covid. Eccola lì. Un messaggio importantissimo sulle vaccinazioni dei capi di bestiame negli allevamenti del Veneto. Sì, è arrivato anche a me. Leggete con attenzione, tutto quello che stanno facendo è di una gravità inaudita, riguarda tutti, nessuno escluso. Non ne parla nessun giornale, sappiate, sono quelle cose che girano su internet. Sono state inviate 2 diffide ai decisori governativi regionali, tutte le regioni, con richiesta di moratoria per bloccare la campagna vaccinale sperimentale con vaccini igienici contro l'aviaria. Grazie a queste iniziative di decine di migliaia di cittadini e moltissime associazioni, che ringrazio, è stato posticipato all'inizio di maggio. Il programma del Ministero della Salute prevede di coinvolgere 136 allevamenti di tacchini, 58 allevamenti di bovini, 180 allevamenti di polli, 64 allevamenti di galline ovaiole, concentrati prevalentemente nella provincia di Verona, con un impatto devastante su tutto il territorio nazionale. Qua mi fermo, ma c'è tutto un bla bla lunghissimo.
Buongiorno, visto che siete liberi, leggete qua, fonte verificata e te l'ho letta. Buongiorno, visto che manca il cherosene per gli aerei, come mai qui sopra pare di essere la barriera di Milano? Oh, Marco, guarda le strisce di condensazione, quelle che ci stanno lentamente uccidendo, ma io ci sono assolutamente, sono qua, qualunque vostra deformazione è anche la mia. Buongiorno, sono usciti dalla Lega perché non hanno più la sedia. Le idee sono sempre le nostre. È vero Pasquale, è vero, ma anche quelle di Vannacci, a me spiace, perché poi esce dalla Lega e poi vota come la Lega. Quindi... Pazienza, siamo rimasti tutti di merda, che Vaccini, che Vannacci abbia fatto questo gesto, diciamo che è una presa per il culo, ecco, cioè io poi fossi in voi, prima di dargli la mano, no, la mano gliela do lo stesso, però gli dico, ma c'è da fidarsi a darti la mano, generale? Mi posso fidare, almeno questa frasettina gliela direi, visto che noi gliel'abbiamo ripetuta più volte a Pontida, perché qualche dubbiettino qualcuno ce l'aveva, e lui ha assicurato, lui ha detto, lui è stato ore al gazebo di Radio Libertà, ragazzi, ci ha firmato anche quel famoso orologio divenuto da collezione che abbiamo dato via per un occhio della testa veramente a un agriturismo del Pavese. Basta. Chiuso la parentesi, perché poi mi meno via, io capisco, mi meno via e inizio a parlare della rava, della fava. Dove andiamo? Torniamo sul Corriere. Lavoro, 1 miliardo per i bonus, accise, taglio più alto sul gasolio. Eccolo il titolo. La Premier dice riduzione più breve e selettiva del prelievo sui carburanti, premi per le aziende che assumono, esclusi incentivi per i contratti pirata, Consob e antitrust, nomine vicine, ok? Così il Corriere condensa tutto quanto. In taglio basso, Giorgetti critica le regole europee e non esclude più deficit per l'energia. Banca d'Italia, serve prudenza. Istat, meno crescita. Via nazionale, margini ridotti dal debito più che dall'Unione Europea. Insomma, la stabilità finanziaria è la precondizione per la crescita. L'Italia è su questa linea e intende restarci. Il ministro dell'Economia Giorgetti ribadisce la linea della prudenza nella gestione dei conti pubblici e pone la sua condizione. Ogni decisione che verrà presa nella salvaguardia della sostenibilità del debito non potrà tuttavia comportare una rinuncia all'avanzo primario di bilancio, al netto della spesa per gli interessi, faticosamente raggiunto, ha detto Giorgetti, rivendicando il miglioramento dei conti senza manovre restrittive, auspicando che l'Unione Europea mostri flessibilità di fronte a momenti non ordinari come questo, ma soprattutto senza escludere uno sforamento del deficit per far fronte a circostanze eccezionali al di fuori della portata del governo. Ci fermiamo, ma avete capito che potrebbe avvenire qualche cosa nelle prossime ore. Intanto un altro paginone sul quotidiano Il Corriere per parlare del lavoro e quindi questo decreto cosa contiene? Sgravio del 100% per chi assume donne disoccupate, tempo indeterminato per i giovani, zero oneri da pagare, occupazione, spinta per le zone economiche speciali, insomma sugli incentivi, sulle tasse ci sono dei cambiamenti, tagli sui contributi, spinta a rinnovi dei contratti, agevolazioni per il Sud. Ecco tutte le novità in un paginone oggi sul Corrierone. Accordi scaduti, scatta l'aumento, ma non dovunque. Questa è una cosa interessante, visto che brontolano un po' tutti, anche i giornalisti, che è scaduto il contratto. Il decreto contiene novità anche sui rinnovi contrattuali, in particolare per i contratti scaduti. In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi 12 mesi, le retribuzioni sono adeguate al 30% della variazione dell'inflazione IPCA. Gli incrementi decorrono dalla data di scadenza del contratto. L'adeguamento non è previsto però per quei settori a elevata
elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, ma è legato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva. Sono previsti inoltre un monitoraggio, una raccolta dati in materia retributiva e ogni anno il Ministero del Lavoro elabora un rapporto nazionale sulle retribuzioni. Caporalato, piattaforme digitali, l'accesso per i rider solo con SPID e CIE, nuova certificazione, conciliazione famiglia-lavoro e versamenti del TFR, tutto condensato in un paginone, la pagina 15 del quotidiano Il Corriere. Dove vado? Giustamente c'è la Segre, ormai ho quasi 96 anni, mi scrivono le cose che non sentivo nel 38, ma perché non muori? E anche qui un altro paginone, ma su tutti i quotidiani. Novità anche sulla questione consenso, stupro, e ci si mette anche l'Europa, siamo a pagina 17 del Corriere che gli dedica un paginone. Senza consenso è uno stupro, il centrodestra si divide in Europa. Strasburgo chiede una norma europea, no di Fratelli d'Italia, la Lega si astiene, Forza Italia vota con il campo largo. È la parola consenso, ricordiamolo. L'articolo 50 del Codice Penale definisce il consenso dell'avente diritto come una causa di giustificazione scriminante, in base alla quale non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne. Avete capito? Naturalmente no, ma il Corriere parla in maniera così criptica per cui noi ci sentiamo delle merdacce. Per fortuna in taglio basso Alessandra Arachi intervista la Bongiorno. Sono d'accordo, ora sta a noi, pronta a reinserire quella parola, ma la sinistra faccia dei passi. Il testo della legge saltata era scritto male, il consenso sia riconoscibile. Se usiamo termini come informato, consenso informato, o attuale, il famoso consenso attuale, riduciamo la difesa di chi il consenso lo aveva rispettato. E ne abbiamo parlato tante volte, voi stessi siete insorti con i vostri messaggi, perché si girava completamente la frittata. Noi uomini eravamo colpevoli a priori. Assolutamente sì, ci voleva il consenso attuale in ogni momento del rapporto sessuale. La donna ci doveva dire se gli va bene oppure no, cosa un pochettino difficile, avrete capito. Intervista a Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e presidente della Commissione Giustizia, che ne pensa dell'indicazione che arriva da Strasburgo per i paesi UE per una legge sulla violenza sessuale. Prendiamo spunto e sbrighiamoci ad approvare la nostra legge. E naturalmente facendo ognuno dei passi, chi avanti e chi indietro. Giro la pagina perché io vi metto l'argomento sul tavolo, ragazzi, non vi annoio, questa rassegna stampa non è una noia, è una cosa diversa dal solito, un tipo di trasmissione che nessuno osa fare. Perché? Non facciamoci domande. Beatrice Venezzi, intervistata oggi sul Corriere, a pagina 19. Colpita da campagne di odio, dalla Fenice nessuna tutela, non ho tessere, lasciata sola. La direttrice d'orchestra e licenziamento dal teatro, proteste dei musicisti concesse dal sovrintendente, ma anche la denuncia dei lavoratori in taglio basso, dicono riceviamo insulti e minacce di morte, ok? Dici niente. A un certo punto dell'intervista il giornalista che intervista la Venezia, in questo caso Monica Guerzoni, chiede: la Premier l'ha chiamata? Non ho sentito nessuno di Fratelli d'Italia, che sarebbe il partito che gli piace alla Venezia. Le uniche testimonianze di solidarietà le ho avute da Salvini, Ceccardi, guarda caso due esponenti della Lega, e da Santanchè, quella antipatica. Se tornassi indietro non cederei alla richiesta insistente di Meloni di suonare a un convegno di Fratelli d'Italia prima del voto del 2022, capito? Aveva insistito la Meloni per farla suonare. Guardi lei quanti danni ho avuto in cambio. Sono stata fatta carne da macello, nessuno mi ha tutelata. E
Ancora, in questo caso, ragazzi, la domanda successiva è perché il governo non l'ha difesa, che è una domanda, con tutto il rispetto per la Guerzoni, un po' sciocchina. È perché io non ho tessere e non sono funzionale, risponde la Venezi. Non sta a me fare valutazioni politiche, decideranno gli italiani quando sarà il momento di votare. Ci vuole a questo punto. Chiaramente avete capito una cosa, signori, che siate di destra o di sinistra, che ascoltate in questo momento Sammy Varin su Radio Libertà, se non avete certe tessere in tasca, non potete fare molto, ok? E anche qui il dilemma, la paura in molte zone d'Italia, ancora negli anni passati, dice, oh mamma, ma io vorrei votare centrodestra, vorrei votare Lega, ma dopo non perderò il lavoro? E quindi, questa è una notizia d'agenzia, meglio votare sinistra così siete sicuri. Sammy Varin, prendo le distanze da me stesso, assolutamente. Mi guardano tutti qua. Ho detto qualcosa, ma è stata una vostra sensazione. Nathan, Caterin, inadeguati. Loro contestano la perizia, banalità. Signori, è uscita la perizia, sono genitori inadeguati. Chieti, ecco il parere della psichiatra nominata dal giudice. Sono genitori inadeguati. Bene, anzi malissimo. Niente gay ai miei fornelli, ok? Io non voglio gay ai miei fornelli, come se io dicessi non voglio registi gay alla mia trasmissione, non ne voglio. Signori, è stato condannato lo chef stellato. Niente comunisti, meglio se non propensi alle rivendicazioni sindacali e senza problemi di orientamento sessuale. Era questo nei desiderata del noto chef Paolo Cappuccio, lo amiamo, l'identikit perfetto di chi poteva ambire a lavorare nella brigata di cuochi di un prestigioso hotel di Madonna di Campiglio, quindi né comunisti né gay. Che bella vita, Ma il pensiero dello chef stellato, esplicitato anche in successive interviste in cui non faceva affatto marcia indietro, è stato ritenuto discriminatorio dal Tribunale di Trento, che lo ha condannato a pagare un risarcimento di 6.000 euro. Un pochettino poco, direi. Va bene, si scherza, ma è tutto vero, lo sapete, io sono qui anche per sdrammatizzare, ma tutto ciò che vi dico ha una base. In questo caso siamo sul Corriere, che in taglio basso oggi scrive anche: l'Unione Europea vieta le mutilazioni di cani e gatti per mostre e gare. Una norma approvata dal Parlamento europeo rende obbligatorio il microchip anche per gli animali importati. Sapete che il microchip è già obbligatorio per cani e gatti, è una rottura di scatole, però è importante capire poi di chi è quel cane, di chi è quel gatto. Tutti i cani e gatti nell'Unione Europea dovranno essere identificabili tramite microchip e registrati in banche dati nazionali interoperabili. È una delle nuove norme approvate dal Parlamento europeo in via definitiva per proteggere cani e gatti dalle pratiche crudeli. Il testo ieri è passato a larghissima maggioranza con 558 voti a favore, 35 contro 52 astenuti. Per la prima volta vengono stabiliti standard europei su allevamento, detenzione, tracciabilità, importazione e gestione degli animali domestici. Ok? Quindi le famiglie residenti nell'Unione Europea possiedono un animale domestico, cani e gatti in primis? Sì, il 44%. Il 74% vuole per loro maggiori tutele. Bene, da oggi venditori, allevatori, rifugi hanno 4 anni per mettersi in regola, per i privati invece 10 anni per i cani e 15 anni per i gatti. Cippare, mettere il chip ai vostri gatti. Da una parte, te l'ho detto, è bellissimo, dall'altra parte attenzione, perché se vi scappa il cane o il gatto e viene segnalato, lo prende la Calappiacani, vi beccate anche una multona della miseria ogni volta che vi scappa. Tanto per importante questa cosa da sapere, perché abbiamo quasi tutti un cane e un gatto, e è chiaro, chi lo tiene chiuso in casa nessuno mai si accorgerà.
a meno che non invitiate a cena una spia, qua ci vorrebbe l'Interpol poi per scoprire. Giro la pagina, signori, altra notizia importante, perché è della brutta cronaca, ragazza di 22 anni morta in un campo, segni di violenza, interrogato un amico, il giallo dell'Oltrepo. I genitori avevano denunciato la scomparsa, ma anche in taglio basso sul Corriere, ma sono notizie che ci sono su tutti i giornali, la ragazza condannata per adulterio in Egitto. Fate presto, ho paura del carcere qui. L'italiana accusata dall'ex, temo di perdere la mia bambina di 3 anni. E ricordiamo l'ex, un italo-egiziano, Tarmed Amuda. Va bene, poi pensate che voglia aggiungere qualche cosa sul fatto di queste ragazze che si innamorano di egiziani, marocchini, eccetera, eccetera, e poi gliene fanno di tutti i colori? Assolutamente starò zitto, l'amore è l'amore, assolutamente. Per fortuna c'è Dario Baldambembo, oggi sul Corriere, da Céline Dion ai tifosi del Bayern, l'amico è, l'hanno cantata tutti. I miei viaggi in auto con Battisti, la notte al pianoforte, io e Mina, tanti bei ricordi dal grandissimo Dario Baldambembo, che però non ha avuto il successo che doveva avere, soprattutto non è contentissimo delle royalties della SIAE. Andiamo sul quotidiano che è diventato il vostro quotidiano di riferimento, dopo naturalmente l'Unità e il Manifesto, il Fatto Quotidiano. Cosa mai riserverà il Fatto Quotidiano alle nostre allucinazioni della notte dopo una bevuta di Assenzio? Caso Minetti, con un nuovo reato la grazia può saltare. E naturalmente scaricabarile, Colle contro Nordio, Meloni lo salva e attacca le toghe. Secondo il PG, fatti gravissimi, indagini pure in Uruguay. Nicole smentita su causa e cure al bimbo adottivo, alcune cose non collimano. Lei ha detto che il bambino è stato in alcuni ospedali, ma gli ospedali dicono, beh, qui non è passato nessuno. E cosa sta succedendo? Attenzione, tanto perché non vorremmo che per un giorno non comprate il Fatto Quotidiano, che ha bisogno dei vostri soldi perché è ridotto male economicamente. Noi abbiamo le pezzi al culo. Il Fatto Quotidiano ha una banca che continua a erogare e finché non si stanca, chiaramente facciamo tanti auguri al Fatto Quotidiano, costa 2 euro. Perché oggi vi dico di comprare il Fatto Quotidiano? Perché oggi intervista Soloviev, il simpaticone russo, l'intervista alla voce di Putin, signore e signori, oggi solo e soltanto sul Fatto Quotidiano. Niente scuse a Meloni, va contro il suo popolo. Cosso, non posso non leggerla, ragazzi. Per la seconda volta nella mia carriera da esponente di questa rassegna stampa vado sul quotidiano, il Fatto Quotidiano, e giro la pagina. Sono quasi emozionato, ragazzi. Eccola, a pagina 9, l'intervista sul Fatto Quotidiano a Vladimir Soloviev, la voce di Putin, l'animale televisivo. Eccolo, è Stefano Citati che intervista questo Soloviev, che dice: non mi devo scusare, Meloni è confusa, l'Europa si è persa. Non avete risorse, perché dovremmo invadervi? Dice così Soloviev. Se Kiev si ritira, la guerra può finire subito. Non aggiungo altro, ragazzi. No, non ve la leggo. No. Dipende. Dipende quanto offrite. Quanto offrite, signori, avanti. Partiamo. L'asta parte naturalmente da 5 euro. Scrivete al 340 6709 659. Chi offre di più chiaramente avrà l'intervista di Soloviev, col cavolo. Dove vado? Vado sul quotidiano. No, dai, adesso ci vuole qualcosa di più. Oh, mamma mia, ragazzi. Super Mario sul giornale. Va bene, mi avete convinto. Vado sul quotidiano Il Giornale, che d'altronde
cerca di spiegare cosa sta succedendo con il petrolio. Emirati Arabi fuori dall'OPEC, spaccatura storica nel cartello. In poche parole, come se fosse una novità, terremoto petrolio. Abu Dhabi punta alla libertà produttiva e rompe con quote e vincoli di estrazione. Il greggio si riporta immediatamente sopra i $100 per l'aumentata incertezza. Uno dice, ma no, scusa, questi possono fare quello che vogliono, possono estrarre quello che vogliono e me lo aumenti pure il petrolio. Va così la vita. Ricordiamo cos'è l'OPEC. L'OPEC raccoglie i paesi che producono un terzo del greggio, un'organizzazione che raccoglie una parte dei paesi produttori e esportatori di petrolio. Una storia lunga e complessa, non ve la racconto, la trovate oggi sul quotidiano Il Giornale. L'analisi di Gianclaudio Torlizzi, assolutamente impossibile da comprendere, ragazzi. Ora Abu Dhabi gioca con le mani libere, alleanza al tramonto. Il paese diventa autonomo sul fronte della produzione come USA, Norvegia e Brasile, ma rimane il nodo Hormuz, quindi non succede assolutamente niente finché Hormuz non si riapre. Poi potremmo avere magari delle novità, ma di questo parleremo sicuramente nei prossimi minuti, ascoltando anche i vostri whatsappini al 340 6709 659. Adesso c'è la pausa, il meteo, la pubblicità, ma soprattutto una bellissima versione di un mandolinista che abbiamo conosciuto e che vi stiamo facendo conoscere per voi tra pochissimo, la versione di Hotel California di Aco Bocina. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Atmosfera che diventa via via più instabile, soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata elevato rischio di precipitazioni anche a carattere temporalesco, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi, con fenomeni in locale estensione alle pianure del nord. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il tempo resterà infatti spiccatamente instabile al nord, specialmente sulle aree montuose e anche in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Cioè ragazzi, vi siete fatti tutta la casa ballando con questa versione di Hotel California, storico pezzo degli Eagles, ragazzi, quanti lenti ho ballato con Hotel California. Chiaro che era sempre un lavoraccio perché io nelle feste ero il DJ e quindi dovevo preparare una cassetta mixata d'emergenza con i lenti quelli giusti. A quel punto facevo andare la cassetta mixata e potevo scendere in pista a ballare con la ragazza giusta. L'era un lavoraccio, ma lo facevo per amore, questo ed altro. Lui è Ako Bocina, ragazzi, roba buona, no di più, squisita. Ako Bocina è soprannominato il Paganini del mandolino. Appena uscito l'album The Son of the Wind, che fonde ritmi mediterranei e passioni latine, ma c'è anche un vinile premium numerato con 180 grammi. Oh, diventerà un oggetto da collezione. Ako Bocina, che abbiamo intervistato qualche settimana fa, arriverà nella trasmissione L'angolo della musica classica di Oretta Pierotticei sabato 6 giugno alle ore 13, segnate in calendario, con un grande abbraccio a questo gigantesco essere che suona il mandolino in maniera, mamma mia, ragazzi miei. È roba buona, ragazzi, lo so, è quello che trasmettiamo noi, non esiste sulle altre radio, proprio viene completamente cancellato. Dai, sono le 8:40, 5 minuti avremo un Qui Parlamento in diretta con l'onorevole della Lega Tiziana Nisini, che ci parlerà di un altro argomento passato completamente sotto traccia, il DL sicurezza. Intanto qualcuno mi dice di chiedere a Giorgetti, legge finanziaria, aumentano le tasse sul gasolio per il riallineamento, com'è che ora il gasolio costa il 10% in più della benzina, anche di più? Ringrazia l'Europa, caro ascoltatore, ed è proprio per questo che ora si cerca di lavorare soprattutto sul prezzo del gasolio. È una legge europea contro l'infibulazione, la fanno? Esiste già? Bella domanda, magari la giro a Paolo Borchia, visto che lo abbiamo ospite alle 9. Ancora un messaggio, questa volta un audio. Tu dici che è una roba che ci riguarda, questo qua? No, dice di no, perché per molte volte sono nostri collaboratori che ci inviano WhatsApp per avvisarci che questa trasmissione c'è oppure no. Sammy, è una battaglia importante da fare contro l'inoculazione di sostanze pericolose agli animali degli allevamenti. Sostanze pericolose per queste povere bestie e per noi, e neanche la cottura le annullerà. Rischio tumori, ci scrive Graziella riguardo a quei vaccini che bisogna fare in certe zone d'Italia. Tranquilla, perché con gli accordi che abbiamo preso a livello internazionale, soprattutto con il sud del mondo, mangeremo squisitezze. Sammy, Salvatore da Taranto, ti dico la verità, l'unica ragione di disaccordo con te è legato a una tua sottolineatura di un certo avvicinamento di Forza Italia verso il centro-sinistra. Mi sembrava una lettura forzata, quasi eccessiva. Invece non è vero,
punto di domanda? Lo chiedo naturalmente al popolo di Radio Libertà. Già, però ieri sera ho visto È sempre carta bianca con Sifrigo Ranucci ospite a pontificare, addirittura fare promozione agli scoop della sua trasmissione su Rai 3. In studio Mario Giordano, praticamente incredulo, unica voce fuori dal coro, Giordano che è salito sul palco della manifestazione che abbiamo fatto in Piazza Duomo, a cercare di rimettere un po' di ordine e realismo anche rispetto alla vicenda di Nicole Minetti. Ecco, dopo quella scena mi sono fermato a riflettere e devo dirti che mi sono ricreduto. Forse avevi ragione tu. Quella linea di confine si è fatta molto più sfumata di quanto volessi ammettere. A questo punto il problema non è più la tua lettura, ma quello che sta succedendo davvero. Qualcuno potrà dirmi: cosa c'entra Mediaset con Forza Italia? Non è colpa mia se i figli di Berlusconi convocano il ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, coordinatore nazionale di Forza Italia, negli uffici di Mediaset per discutere di questioni politiche. Un abbraccio Salvatore D'Antaranto, piacerissimo di averti nostro ascoltatore, ma ribadisco e discoriba, ragazzi, io non ho la verità in tasca, però sono un giornalista, oltre che da sempre un radiofonico, un comunicatore, e voglio sempre mettervi un dubbio negli orecchi, ok? Poi magari non ho ragione, però il dubbio ve lo devo instillare. Non sono come il Fatto Quotidiano, però non vado a rompere i coglioni a nessuno, vai tranquillo. Giro la pagina, signori, siamo sul quotidiano Il Giornale. C'è qualcuno che ieri ha fatto festa, bastardi. Il Blitz a Roma dopo 30 anni è stato sgomberato L38, centro sociale rosso, perché noi sgomberiamo quelli rossi. Pagina 14 del Giornale. L'assistente di Ilaria Salis in piazza con gli abusivi, il Viminale non arretra, la Meloni avanti così. Insomma, Giulia Sorrentino con Francesca Galici ci raccontano oggi solo sul quotidiano Il Giornale che proseguono gli sgomberi da parte del Viminale, e ieri all'alba le forze dell'ordine si sono recate presso lo 38 Squat o Laurentino Occupato, un centro sociale occupato nato a Roma nel quartiere popolare Laurentino 38, un'occupazione lunga iniziata nel 91, un edificio ater che si sviluppava su 4 piani, uno squat che al suo interno ha appartamenti ma anche vere e proprie attività con le quali, come spiegano loro stessi, hanno finanziato la ristrutturazione. E si festeggia che hanno liberato un altro spazio occupato illegalmente dal centro sociale rosso, ok? È chiaro che io, signori, visto che devo leggere i giornali e fare comunque anche i vostri commenti, dici, beh, ci aspettiamo che naturalmente si faccia qualcosa anche per occupazioni abusive da parte di chi non è rosso, ma il semaforo è rosso in questo momento. Perché? Perché sono le 8:45 e vi ho promesso di parlare di una cosa molto interessante che interessa la vita di tutti noi, anche di voi che state per uscire di casa e andate a comprare il pane, signori. Parliamo del DL Sicurezza. Qui Parlamento. Ed è un piacere sviscerare dai quotidiani. Ma dai, non parliamo della Minetti? Ma che strana questa cosa. Grazie alla deputata della Lega Tiziana Nisini, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. E io sono qua per quello, Tiziana, perché insomma cerchiamo certo di fare rassegna stampa, però anche basta, ragazzi. Oggi su tutti i giornali solo Minetti, ne abbiamo già parlato 20 anni fa, e adesso i giornalisti sono bacati, i giornalisti, perché adesso allora la colpa è di quest'altro, no, è di quell'altro, no, è un attentato al Presidente della Repubblica. Noi parliamo della vita di tutti i giorni, di quella più importante, parliamo di voi, della vostra sicurezza, parliamo del DL Sicurezza e di ciò che significa per gli enti locali, quindi per paesi, per città. Io so che Tiziana Nisini è commissario della Lega a Firenze, proprio un bel posto dove la sicurezza praticamente in certe ore dopo le 7 di sera non
esiste. E chiaramente, Tiziana, lo chiedo, visto che ci seguono da Firenze, ma un po' da tutta Italia, grandi e piccole città, cosa sta succedendo, cosa ha fatto questo governo e soprattutto la Lega, perché il DL Sicurezza ha un forte sapore di Lega, sul fronte sicurezza nelle piccole e grandi città e soprattutto che cosa potrebbe cambiare nella nostra vita di tutti i giorni, speriamo in positivo. Tiziana. Eccomi. Allora, io prendo Firenze, visto che sono commissario, e su Firenze proprio 2 giorni fa abbiamo lanciato un'iniziativa nuova, abbiamo attivato un numero WhatsApp per attivare un filo diretto con i cittadini, perché Firenze, pur essendo una delle città più belle al mondo, è sul podio in termini di criminalità e criminalità. Ma sul podio significa al primo posto a livello nazionale per furti con destrezza, al primo posto a livello nazionale per furti con strappo e al secondo posto per rapine complessive, per rapine in pubblica via. Quindi non solo durante la notte c'è l'aver paura, ma anche durante il giorno, tant'è che le aggressioni si verificano, questi episodi si verificano su tutto l'arco della giornata, dalla mattina alla mattina, mi viene da dire, senza interruzioni. Eppure ci sono enti locali, in questo caso il Comune di Firenze, dove l'amministrazione non ha contezza di quello che sta succedendo. Continua imperterrita a attaccare il governo dicendo che non ci sono strumenti. Con questo decreto sicurezza bis, che va in scia con tutti i decreti sicurezza del passato, si danno misure in più ai comuni. Io prendo Firenze, ma vale per tutti i comuni d'Italia. Con questo decreto sicurezza viene innanzitutto incrementato il fondo per la sicurezza urbana, si passa da 29 milioni a 54 milioni e Firenze potrà utilizzare il doppio, come se è solamente una stima, però rispetto ai dati che ci sono, una stima avrà a disposizione quasi 600.000 euro in più. Ci sono progetti per il controllo del territorio, ci sono risorse per poter assumere nuove unità di polizia locale, per pagare gli straordinari e per assumere sia stagionali che comunque con contratti a tempo determinato, perché la tassa di soggiorno potrà essere utilizzata in maniera più flessibile, quindi potrà essere dedicata di fatto alla sicurezza, così come parte dei proventi derivanti dalle multe. Poi mi preme ricordare che, come hai detto tu, questo è un provvedimento, come tutti i passati, targato Lega, fortemente voluto dalla Lega, scusatemi, in un decreto sicurezza passato, ma già dal 2019, quando questa misura è stata inserita in via sperimentale, l'utilizzo del taser. Ecco, il Comune di Firenze, nonostante si registrino aggressioni ai danni della Polizia Municipale già dal 2019, quando questa misura era stata inserita in via sperimentale, non fa utilizzare il taser alla Polizia locale. Allora, il taser è uno strumento di sicurezza per i cittadini, per gli agenti di polizia locale, ma anche per l'aggressore, perché si colloca nel mezzo tra lo scontro fisico, ovviamente, e l'utilizzo di armi repressive. E tanti casi successi a Firenze, ma come accadono in tante realtà dove il taser non è messo a disposizione dell'amministrazione comunale, gli agenti subiscono lesioni. E questo non è accettabile, perché l'uso del taser è anche un deterrente, serve per fermare persone aggressive che mettono in pericolo i cittadini, e episodi di gente aggressiva fuori controllo, anche senza motivo, lo vediamo ovunque. E quindi se il governo fa leggi, vengono approvate leggi con delle misure importanti, è ovvio che se poi la normativa, le leggi non vengono messe a terra a livello locale, la legge non funziona, ma non perché non va bene la legge, perché le amministrazioni comunali devono mettere in campo tutte quelle misure che sono a loro disposizione per portare sicurezza e tranquillità sia ai cittadini ma anche all'agente di polizia
di polizia locale. Quindi a oggi le misure ci sono. Capito? A oggi i comuni possono fare di più. Ovviamente sono misure che non risolvono i problemi, perché ci sono misure anche sulle baby gang, sui cosiddetti maranza. Io mi ricordo che qualcuno mi ha detto ma voi avete fatto 4 decreti di sicurezza, vuol dire che non funzionano. Non è vero, perché ci sono fenomeni come le baby gang e i maranza che fino a 5 anni fa erano situazioni episodiche. Adesso è diventato un fenomeno strutturale, quindi c'è stata la necessità di inserire nuove misure per andare a colpire, a fermare e a ridurre questo fenomeno che è preoccupante tra i giovani. Chiaro. E ricordiamo, cari ascoltatori, che poi c'è lo scaricabarile, quindi sentite voi quando si parla di insicurezza, soprattutto nelle grandi città casualmente amministrate dal PD, la gestione del PD dice no, è colpa dello Stato. No, signori, perché adesso le regole ci sono, la possibilità di utilizzare il taser c'è, peccato che alcuni grandi comuni decidano di non utilizzarlo o di farne un utilizzo praticamente minimale. Sul fronte Firenze, visto che sei commissaria della Lega in quel di Firenze, ricordiamo che la Lega, oltre a organizzare gazebo un po' ovunque, e quindi sapete dove trovarla, è il bello, signori, che valga per Firenze e per tutte le città, e avvicinarsi al gazebo della Lega per raccontare le cose che funzionano, ma soprattutto quelle che non funzionano nel territorio dove vivete. So che la Lega organizza, ad esempio, un numero di telefono per segnalare problemi, disfunzioni, quindi c'è un collegamento quotidiano tra la Lega e i cittadini di Firenze, e questo è bellissimo ed è una cosa che succede in molte zone d'Italia. È vero, Tiziana? Abbiamo chiamato questa iniziativa Legati a Firenze. Abbiamo attivato un numero WhatsApp attivo H24, di modo che i cittadini possano segnalare criticità e disagi presenti nel proprio quartiere. E devo dire, con mio grande stupore, ne sono felice, che dopo un giorno sono arrivati tanti messaggi, perché come si è detto prima, Firenze è una delle città più belle al mondo, vive di turismo, tantissimo turismo. Uno dei grossi problemi di Firenze è che l'amministrazione comunale ha riempito la città di cantieri per aumentare le linee e i tratti della tranvia, non rendendosi conto dei disagi forti e importanti che sta arrecando non solo alle famiglie ma anche agli esercenti, perché in alcune zone delle città l'andatura media del veicolo è pari a 19 km/h, i tempi di percorrenza sono lunghissimi, mettendo veramente in difficoltà anche, ma banalmente, una mamma che deve andare a prendere a scuola i figli, li deve portare a pallavolo, li deve portare a calcio, li deve portare a catechismo, quindi rendendo tutto più complicato, con dei tempi di chiusura dei cantieri molto lunghi e anche incerti, chiudendo delle strade, abbattendo alberi, senza preoccuparsi che ci possono essere errori nella viabilità quando ci sono dei cantieri, ma neanche avere l'accuratezza, la presenza per dire cambiamo viabilità, cerchiamo di ridurre il disagio. Il sindaco fa un incontro con i cittadini che si chiama Buongiorno Sindaca, e parla con 1, 2, 3 cittadini, quando sappiamo benissimo che dovrebbe parlare con quasi 1 milione di cittadini. E quindi c'è un problema che noi vogliamo portare in maniera forte all'attenzione del Consiglio Comunale, tant'è che rispetto ai messaggi arrivati, in base alle criticità segnalate dai cittadini, costruiremo degli atti da portare in Consiglio Comunale tramite il nostro consigliere Guglielmo Mussuto, proprio per portare la voce dei cittadini, la voce vera, con atti costruiti di fatto dai cittadini, per cercare di far aprire gli occhi a questa amministrazione che sta rendendo tutto più difficile non solo alle famiglie ma anche alle attività economiche della città, e Firenze non se lo può permettere. È minimo. Avete capito cosa sta succedendo a Firenze, signori, ma anche a Bologna, a Milano, a Torino, a Roma. Succede che se non avete la pelle nera, cari cittadini, la città non vi ascolta. Già. E allora il cittadino scrive 1 volta, 2 volte, 10 volte, non vi caga nessuno, e sai che cosa fa?
scrive alla Lega. È l'unica soluzione. È l'unica soluzione ed è una vergogna. È una vergogna perché la politica, quella che legifera, quella che comanda le città, dovrebbe per prima cosa dare delle risposte. Il fatto che nessuno più vi ascolti, cari cittadini di Milano, di Firenze, di Torino, di Roma, di Genova, capite? Questi ascoltano solo determinate cose, senza nessuna ombra di razzismo verso i bianchi, ci mancherebbe altro. Stiamo scherzando, ma siamo qui per farvi capire le cose. Quindi, se volete un consiglio, cercate Tiziana Nisini sui social, prendete nota del numero di telefono e soprattutto spargete la voce anche in altre zone d'Italia. Se il PD non vi ascolta, cominciate a mandare WhatsApp, messaggini o scrivete mail alla Lega. Lì siete sicuri di trovare ascolto, non certamente una bacchetta magica, ma le risposte poi arrivano facendo squadra. E io non posso che ringraziare l'onorevole Tiziana Nisini. Finalmente una buona notizia in questa valle di lacrime. Buon lavoro. Grazie Tiziana. Ciao. Grazie anche a voi, buona giornata. A presto. Qui Parlamento. E allora proseguiamo a piangere in questa valle di lacrime. Lo so che poi questa frase viene ripresa anche da colleghe o dei colleghi di molte radio che poi mi citano nelle loro trasmissioni. No, non citano, io voglio il copyright. Citano la battuta, ma non tipo ribadisco e discoriba, eccetera. Prima o poi farò valere i miei diritti d'autore come Dario Baldambembo. Sì, tra poco arriva il Qui Europarlamento. Abbiamo Paolo Borchia, oggi piatto ricco, micifico, vi faccio ingrassare di belle notizie, ma prima vi riporto sul giornale perché bada bene, a proposito chiaramente di razzismo verso noi bianchi, attenzione alla strategia degli islamici. A pagina 15 del giornale, Telchi, la strategia degli islamici, 20.000 candidati nel 2027. Noi da un po' di annetti che lo diciamo, sta nascendo il partito islamico. Sappiate che da Agrigento a Lecco sono tutti a caccia di voti per Allah. E il PD lo scrive proprio nei manifestini, signori. C'è Musulmani per Roma che punta alle elezioni politiche. Francesco Giubilei ne parla solo sul quotidiano Il Giornale a pagina 15, assolutamente da comprare. Mamma, guarda i manifesti. Guarda i manifesti, Pia Tumino, Adnan Kezar, due candidati islamici alle comunali di Agrigento. Nei volantini parla di Allah, certo, Dio è uno solo, Allah per il musulmano, Dio per il cristiano, ma sempre lo stesso unico creatore, così deve essere anche per noi, un solo interesse e soprattutto la città e i suoi cittadini. Però è bella come frase, io sono d'accordo che Dio è uno solo. Peccato che se vai a leggere determinate sure del Corano c'è scritto che ti fanno un culo così se non credi nel loro Dio, ma questi sono dettagli. Ragazzi, la sinistra, sfruttando il contributo del voto islamico, cerca l'assalto alle istituzioni italiane. Il modello dell'islamo-gauchisme, che in Francia già esiste da tempo, è arrivato anche in Italia. Sì, dalle prossime elezioni amministrative aumenterà la partecipazione degli islamici, cristallizzata da numerosi candidati all'interno delle liste. L'operazione politica si nasconde dietro il baluardo dell'integrazione, è chiaro, ma è evidente che l'obiettivo della sinistra sia riuscire a vincere le elezioni prendendo il voto degli islamici, che invece di integrarsi alla nostra cultura vogliono imporre la loro tra invocazioni ad Allah, manifesti elettorali scritti in arabo e donne con il velo. Il caso più eclatante, ne stiamo parlando in questi giorni, la cosa divertente è che ne parlano solo i giornali non di sinistra. Quelli di sinistra firulì, firulà, non succede niente. A Venezia la sinistra ha candidato in blocco ben 7 esponenti della comunità bengalese, con tanto di manifesti elettorali in bengalese, non si capisce niente, e inviti a votare il Partito Democratico in nome di Allah. Ma non soltanto, avete sentito anche ad Agrigento, a Lecco. Ragazzi, qua mi fermo, ma oggi sacro quotidiano Il Giornale, assolutamente da comprare.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. When my haunted past is knocking at my door, and the colors of my days are not so vibrant anymore, I travel through the mountains to forget all the wounds I've turned to strength. Through the days of rivers swaying me along, and at night I like to ride beside a rhythm I don't know. My clinging to their meaning steals the joy from these currents yet unknown. I hope I'm enough as I stumble through my pain. These shadows walk me home, and I learn to accept my flaws and life's mistakes. I'm laughing as I fall into day, as the secret in each shadow starts to fade, and regret no longer clutches me or rushes through my veins. I'm here wrapped in the moment's warm embrace. Only now can hold my fate. I know I'm enough as I stumble through my pain, as my shadows walk me home. I learn to accept my flaws and life's mistakes. I'm laughing as I fall into day, as the secrets in these shadows start to fade, and regret no longer clutches me or rushes through my veins. I'm here wrapped in the moment's warm embrace. Only now, only now can hold my fate. Only now, only now can hold my fate.
Roba buona, roba di qualità. Mi sono messo giacca e cravatta per ascoltare questo pezzo di Francesca Tandoi con Becca Steven, che è una cantautrice statunitense, si chiama Hope. La jazzista internazionale in tour europeo è approdata in Italia. Questa sera Francesca Tandoi sarà al premio Salerno Jazz, domani al Torino Jazz Festival, sabato 2 maggio al Blue Note di Milano. Ragazzi miei, vi faccio sognare. Fermi tutti, c'è qui Europarlamento. Qui Europarlamento. E a farvi sognare adesso, sì, ma sono incubi purtroppo che arrivano dall'Europa, è il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo nel gruppo dei Patrioti. Ci siamo visti nel retropalco l'altra settimana, la grande manifestazione dei Patrioti a Milano. Con noi Paolo Borchia, buongiorno. Buongiorno Sammy, e grazie per l'invito, un saluto a chi ci ascolta. Poi non demordiamo, parliamo di incubi da Bruxelles, ma un giorno diventeranno sogni, perché bisogna essere ottimisti, almeno ci proviamo, dai. No, minimo. Poi senti, ti dico la verità, chi ha assistito alla manifestazione dell'altro sabato in Piazza Duomo a Milano, anche chi solo l'ha ascoltata, ci siamo reso conto che c'è una bella squadra, bella tosta, che dice anche cose che ci piacciono molto, devo dire, nei Patrioti, per cui si può fare veramente tanto. È chiaro, poi si deve riuscire a fare squadra anche a chi magari lo convinciamo all'interno del PPE che questa Europa è veramente da rifondare, anche perché io, Paolo, non lo so, sono rimasto a bocca aperta in un momento così di sfiga, che ne succedono di tutti i colori, mancano soltanto gli extraterrestri e le cavallette. È arrivata un'ideona da parte dell'Europa per incrementare il bilancio, inserire 5 nuovi balzelli: ETS, carbonio, rifiuti elettronici, prelievo sulle grandi imprese, accise sul tabacco. No, spiega un attimino, perché già siamo qua che guardiamo il prezzo della benzina ogni giorno e sappiamo che ci saranno delle novità. Ma l'Europa adesso su cosa sta spingendo? Perdonami, Paolo Borchia. Ma guarda, è il vecchio tema delle cosiddette e famigerate risorse proprie, nel senso che il bilancio dell'Unione, nella stragrande maggioranza delle sue entrate, è composto da contributi degli Stati, e l'Unione dice: ma aspetta, che vorrei avere anche qualcosa di mio, ma visto che non paga mai il pantalone, il qualcosa di mio arriva soltanto se si introducono nuove tasse. Prima sorridevo quando, Sammy, tu parlavi che ci manca solo l'arrivo degli extraterrestri, ma insomma, permettimi di dissentire. Io ho avuto un'impressione qui da Strasburgo che gli extraterrestri in realtà siano già arrivati, perché non avere la capacità o la volontà di capire che in questa fase abbiamo un'economia che è in difficoltà, le nostre imprese fanno sempre più fatica ad essere competitive anche a causa della legislazione comunitaria. Noi conosciamo tante persone nella nostra quotidianità che faticano ad arrivare a fine mese. Se la prospettiva per il futuro dell'Europa deve essere quella di aumentare le tasse, di inventarsi nuovi balzelli, allora mi sembra veramente, Sammy, che gli extraterrestri siano già arrivati, e sono degli extraterrestri, non sono simpatici come te, ma questi fanno dei grossi danni. Già. Ci sei? Assolutamente. Ah, ok, pensavo ci fossimo persi. Senti, ma ci dai quindi questo ottimismo sul fronte europeo, perché come dico sempre, in questa valle di lacrime c'è il rischio davvero di perderci. Giorgetti oggi sui giornali ha avvertito l'Europa dicendo: vogliamo più flessibilità, oppure ha detto la Lega,
agiremo da soli. E l'Europa però ha risposto sì, certo, no, facciamo, aspettiamo che ci sia una grave crisi economica, o è possibile, no, la deroga va bene, la facciamo, sì, ma solo per il programma di difesa e riarmo. Borchia. Ma, purtroppo l'impostazione che vediamo è questa. Poi io continuo a lamentare che bisognerebbe avere maggiormente una mentalità da imprenditori, nel senso, se io ho un'azienda e l'azienda non sta andando bene e se io non intervengo poi l'azienda va a fallire. Ecco, diciamo che questa è una metafora che può essere applicata a quello che sta succedendo in Europa ad oggi. Il tema è che noi partiamo dal presupposto che abbiamo un governo che ha gestito, grazie alla maestria di Giancarlo Giorgetti, i conti pubblici come Dio comanda, nel senso che i conti sono a posto tra le capitali europee. Roma, piaccia o non piaccia alla sinistra, comunque è stata la capitale che ha avuto maggiore stabilità negli ultimi anni. Citofonare a Madrid, a Berlino o a Parigi per avere un metro di paragone. Per cui io mi chiedo, alzando sommessamente il ditino, ma scusate, ma se un governo che ha sempre dimostrato attenzione e serietà alla stabilità dei conti si trova a dover fronteggiare un'emergenza che è quella legata a quelli che sono gli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, questo governo dovrà avere le cartucce per affrontare questo tipo di situazione. Se noi invece, come stanno dicendo von der Leyen o Dombrovskis, noto falco dell'austerità, se questa gente dice la situazione non è abbastanza grave, dovete tirare la cinghia ed aspettare, allora veramente torniamo alla metafora del povero paziente che viene curato quando ormai è all'obitorio. Adesso io non voglio essere eccessivamente macabro o rovinare la mattinata agli amici che ci stanno ascoltando, però bisogna riconoscere che la situazione in questa fase è questa. Avere un po' di flessibilità sul patto di stabilità innanzitutto è un esercizio di buon senso. Poi, insomma, lo ricordava ieri il nostro amico Alberto Bagnai, insomma, quelli che sono stati i dati storici ci raccontano che il patto di stabilità non ha funzionato. Allora io invito sempre a distinguere quelle che sono le opinioni da quelle che sono le cifre. Le opinioni ci possono piacere, possono non piacerci, possiamo ritenerle fondate o non fondate, però i numeri ci raccontano una realtà che poi non è oggetto di mille discussioni. E quindi il patto di stabilità, quando doveva evitare le crisi dei debiti sovrani, non le ha evitate. E poi c'è anche il tema della produttività europea che rispetto al passato, raffrontata ad esempio a quella degli Stati Uniti, era più alta. Dall'introduzione del patto di stabilità ha iniziato ad abbassarsi. Per cui, insomma, queste che sono le magiche ricette di Bruxelles, questi dogmi, queste realtà indiscutibili, poi vediamo che vanno a scontrarsi con quella che è la situazione che dobbiamo vivere tutti i giorni. Per cui io da questo punto di vista concludo, Sammy, dicendo che la deroga ad un meccanismo che fino adesso non ha funzionato è un atto di buonsenso. E a me spaventa, a me terrorizza che a Bruxelles non si voglia capire questo, è un passaggio elementare. Qui si tratta di dare la possibilità agli Stati di fare degli interventi mirati e soprattutto con le tempistiche più adeguate per dare delle risposte alle economie degli Stati. Per il caso dell'Italia è totalmente inaccettabile che il nostro governo non possa intervenire perché a Bruxelles c'è qualcuno che sta tirando il freno a mano. Capite il climb della Lega, padroni a casa nostra, e deve ritornare nel tempo, da decine di anni lo chiediamo un'Europa dei popoli e così deve essere, perché questa Europa va rifondata. E mentre parlava Paolo Borchia sono arrivati un fracco di messaggi. Paolo, ti dovrai tenere fino a questa sera, ma ce n'è uno in particolare preoccupato per le schifezze che arriveranno dall'altra parte del mondo, dal sud
del mondo grazie ad alcuni accordi che metteranno in discussione l'esistenza stessa della nostra agricoltura, ma in più adesso c'è anche il fake in Italy, dilaga la protesta, l'abbiamo visto al Brennero di Coldiretti, per le cose prodotte all'estero che arrivano alla frontiera e magicamente diventano italiane. Anche questa è una battaglia che bisogna fare, perché, lo dico col cuore in mano, siamo tutti senza soldi, alla fine cerchiamo al supermercato le cose che costano meno e molto spesso sono quelle non fatte in Italia, ma ancora peggio è la fatica che facciamo dicendo no, io nonostante tutto voglio comprare ancora italiano, e c'è qualcuno che ci prende per il culo e fa passare per italiano ciò che invece è fatto all'estero. È vero, Paolo? Guarda, questo penso che sia uno dei fenomeni più sottostimati della nostra epoca. Io faccio fatica, Semi, a condividere con voi il valore economico del danno, perché ovviamente trattandosi di prodotti contraffatti, quindi essendoci delle possibilità che arrivano fino a un certo punto di tracciare quanto valgono questi prodotti tarocchi che vengono venduti in giro per il mondo, oggettivamente facciamo fatica a dare un valore. Poi tu hai fatto un'analisi molto, molto precisa. Io farei però, se mi permetti, un veloce passo indietro. Quella che è l'architettura comunitaria dei nostri giorni si plasma sul Trattato di Lisbona, che entra in vigore alla fine del 2009. Il Trattato di Lisbona implica che una serie di competenze che prima erano appannaggio degli Stati vengono trasferite all'Unione Europea. E tra queste c'è il commercio internazionale, quindi la possibilità di stipulare accordi di libero scambio. E qui arriviamo al grande equivoco, perché attualmente noi abbiamo 27 stati che fanno parte dell'Unione Europea e, come potrete ben immaginare, le caratteristiche di 27 economie sono molto diverse. Non stiamo parlando di un unicum omogeneo, per cui abbiamo degli stati caratterizzati dalla manifattura, dalle eccellenze agricole, come ad esempio nel nostro paese, e abbiamo degli stati che hanno deciso di delocalizzare, di deindustrializzare e di basare la propria società sui servizi. Non c'è nulla di male, io ritengo che ognuno a casa propria debba abbracciare il modello economico che più ritiene congeniale, però contestualmente c'è un nodo che arriva al pettine, vale a dire la Commissione europea, che è l'istituzione che si occupa di negoziare con l'estero attraverso questi trattati di libero scambio. Come negozia? Cioè negozia difendendo chi produce o difendendo chi importa? Perché guardate che sono due cose completamente diverse, sono due punti diversi, due punti di vista totalmente diversi e antitetici, e quindi accontentare tutti con un singolo trattato di libero scambio, capite bene che è impossibile. Poi qualcuno potrebbe dire, ma sì, ma noi se andiamo a negoziare con la Cina, con gli Stati Uniti, con il Mercosur, con chi vogliamo, con una voce unica come Unione Europea, abbiamo maggior peso specifico. Allora io vi rispondo, sì, è corretto da un lato, però c'è sempre il grande equivoco se difendere chi produce o difendere chi importa. Meditate, gente, meditate, ma soprattutto cercate Paolo Borchia, seguitelo sui social, scriveteli perché le vostre proteste possano divenire proposte. Grazie al capodelegazione della Lega in Parlamento in Europa. Buon lavoro, Paolo. Grazie a te, Semi. Un saluto a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci anche questa mattina. Un abbraccio a tutti. Qui Europarlamento. E spero di avervi messo sul tavolo tante motivazioni per cominciare al meglio la giornata o proseguirla se come me siete svegli magari dalle 4 del mattino. Siamo a pagina 15 del quotidiano Il Giornale. In taglio alto vi dicevo la strategia degli islamici,
20.000 candidati nel 2027, l'alleanza col PD, poi di questi sciocchi ce ne libereremo, magari dice qualcuno tra gli islamici, ma in taglio basso oggi sul quotidiano Il Giornale a pagina 15 l'intervista con Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, che su questo argomento dice: entrare nelle istituzioni è il primo passo. Il loro vero obiettivo? Imporre la Sharia, che è la loro Costituzione. Ricordate, l'islamico ha due parti, da una parte la religione, dall'altra parte la politica, e queste due cose convivono insieme. Anna Maria Cisint, il partito islamico si organizza, il caso Venezia è solo l'ultimo dei tanti, dice la Cisint, è una strategia, è quella dell'Islam politico che vuole la Sharia al posto della Costituzione e che si attua proprio quando la religione diventa politica e governo. Per farlo occorre entrare nelle istituzioni, contaminarle, coltivare gradualmente il germe del fondamentalismo. Molti consiglieri di fede musulmana si stanno facendo eleggere nel PD, gli chiede Francesco Boezzi alla Cisint. Il PD, da democratico, risponde lei, potrebbe tranquillamente cambiare nome in teocratico. Da tempo fa da cavallo di Troia per far entrare l'islamismo nelle istituzioni e nei comuni. A Monfalcone oggi il PD conta un consigliere islamico che si occupa degli interessi dei bengalesi e dell'Islam, quello stesso PD veneziano che per raggranellare voti ci svende a quegli islamici che non appena avranno i numeri faranno un loro partito e lo scaricheranno, perché il vero obiettivo che hanno è la sovversione del nostro sistema. Signori, parole pesanti oggi solo sul quotidiano Il Giornale, che vi consiglio di acquistare. Un po' meno per la biografia di Draghi. A pagina 17 Il Giornale traccia un ritratto inedito dell'ex premier, quello che vi piace tanto, Mario Draghi, mai visto così da vicino. Dai successi economici all'avventura politica, Vittorio Feltri vi racconta il libro Mario Draghi, la speranza non è una strategia. Tanto di cappello solo perché è raccontato da Vittorio Feltri. Giro di nuovo la pagina, ma cambio quotidiano. Il quotidiano Il Tempo oggi, un titolo che fa arrabbiare solo quello: la dormita della procura, chissà chi si arrabbia, naturalmente all'interno, la dormita della procura sulla Grazia Laminetti, Laminetti che dice io mai indagata in Uruguay. Soprattutto, signori, la pagina successiva, anche qui, i bengalesi candidati con il PD, siamo sul quotidiano Il Tempo, il voto in nome di Allah per la grande moschea, il caso di Mestre finisce alla Commissione UE. I 6 stranieri in lista Coidem a Venezia puntano a costruire l'enorme centro islamico. L'eurodeputata della Lega Cisint presenta un'interrogazione alla von der Leyen, signori. Paginone per saperne di più, soprattutto se siete a Roma o in centro Italia, è più facile da trovare, il quotidiano Il Tempo. Mentre in taglio basso ritorniamo al caso della bimba contesa, la madre italiana condannata per adulterio in Egitto. La Farnesina segue il caso da vicino, la donna a 26 anni rischia 6 mesi di carcere, la piccola ha 3 anni. L'uomo italo-marocchino, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e lesioni, ha ottenuto che la figlia non lasci l'Egitto fino a 21 anni. E questa è la velata critica che mi permetto di fare, perché troppe volte voi donne, boccalone, cadete in mano a questi personaggi. Ci sono anche quelli italiani, vai tranquilla. La Repubblica, Meloni difende Nordio, ma all'interno, a pagina 7, l'ok al decreto 1 maggio, bonus solo con il salario giusto, si fa già la polemica, ma siamo d'altronde sul quotidiano Repubblica, che intervista Landini, 0 euro a chi lavora, i soldi vanno tutti alle imprese. Ciapala lì. Pagina 8, signori, Roma chiede flessibilità all'Europa, fondi della difesa all'energia. Parla Giorgetti, lo scostamento nell'interesse degli italiani, l'idea di utilizzare una parte dei 3,7 miliardi destinati agli armamenti
per gli aiuti. Botta e risposta con l'Istat sul 3%, ok? L'idea di utilizzare una parte dei miliardi destinati agli armamenti per gli aiuti. Dici che avremo delle novità ora di domani? La proposta, Giovanna Vitale scrive oggi su Repubblica, meno armi, più welfare e stipendi da aumentare, l'opposizione in campo. Ma guarda, un'opposizione che parla proprio come la Lega, guarda un pochetto. Accise, le accise, lo sconto si riduce, il MEF era per lo stop ma la Premier si è imposta. E lo sapete, questo venerdì scadono gli sconti per le accise, il taglio per 2 settimane costa 500 milioni, sarà questa volta distribuito meglio tra benzina e diesel. In Consiglio dei Ministri tensioni per il pressing della Lega e come al solito siamo noi quelli che facciamo un po' da moschino fastidioso anche per lo stesso governo. Altra notizia del giorno, non sappiamo cosa significhi, su tutti i quotidiani ci sono paginoni e paginoni, ma non si capisce ancora niente. Gli Emirati lasciano l'OPEC, la scusa è non ci ha protetto dall'Iran. Colpo all'Arabia Saudita, siamo oggi su Repubblica. L'annuncio shock fa tremare l'alleanza, il petrolio sale sopra i $110 al barile, Abu Dhabi irritata con la Russia, i vicini giudicati troppo morbidi con Teheran. E anche qua su Repubblica paginoni e paginoni per non dire assolutamente niente, perché ancora non si sa che cosa succederà. Giro di nuovo la pagina, ma sono ormai a pagina 30 del quotidiano Repubblica, finalmente un argomento importante, signori. C'era un accordo segreto sui prezzi delle patatine. Sanzionati i big delle patatine. Signori, che cosa sarebbe la nostra vita senza un pacchetto di patatine? È arrivata una multa da 23 milioni per Amica Chips, Pata e Preziosi Food facevano offerte coordinate alle grandi catene. Insomma, nel sacchetto del supermercato non c'erano solo patatine croccanti, c'era anche un accordo sottobanco, un'intesa segreta, qui ci vorrebbe l'Interpol, protagonisti 3 dei principali produttori di patatine e altri snack salati, un patto complesso e continuato che i 3 produttori italiani hanno concepito con obiettivi molto chiari. Non volevano pestarsi i piedi, non volevano contendersi i clienti, cioè i supermercati, a colpi di ribassi nel prezzo delle patatine. I produttori puntavano semmai a dividersi la torta a tavolino tra incontri amichevoli e continui legittimi scambi di informazioni. In questo modo si ingegnavano per strappare alle grandi catene condizioni più vantaggiose per le patatine e i prodotti simili che fornivano loro. Signori, eccolo lì, l'accordo con le patatine, e noi continuiamo a comprarle qualunque cosa sia, non ci fermeremo, compreremo ancora patatine. Siamo sul quotidiano La Stampa. Minetti, scontro Procura Nordio, tanto per cambiare, ma all'interno a pagina 8 accise, proroga breve, il governo preme l'Unione Europea all'energia 3,7 miliardi, ma soprattutto anche qui in taglio basso, La Stampa e Repubblica vanno di pari passo, Dombrovskis che boccia la linea italiana e dice no allo stop del patto, restate nei parametri. Il commissario UE all'economia dice Roma non ha presentato nessuna richiesta formale per la deroga e insomma non si sa assolutamente ancora niente. Un giro sul quotidiano La Verità che, come vi dicevo in apertura, se la prende con il Quirinale, l'Unità lo bacchetta, la grazia alla Minetti l'ha voluta il Quirinale. La Meloni scagiona Nordio, grazie a chiesta al Quirinale, le indagini le fa la Procura, ma soprattutto in taglio basso le dimissioni. È già il disco rotto dell'opposizione, sai quando si incanta il disco? Bei tempi. Dimissioni. Sottosegretario Mantovano al termine del colloquio con i guardasigilli dice aveva pochi margini di valutazione. Di chi sarà la colpa? I tempi record su Nicole Minetti, sul caso ci sono le impronte del Colle e
Per fortuna poi si cambia anche argomento minimo e vado al giusto salario. A pagina 7 c'è il giusto salario, no ad aumenti retroattivi. Approvato il decreto lavoro, confermati i bonus per chi assume donne e giovani, con particolare attenzione al sud. Salta la misura per l'adeguamento delle retribuzioni, stretta sul caporalato digitale. La Meloni che dice incentivi soltanto in presenza di paghe adeguate. Se volete sapere tutto su queste novità sul giusto salario, oggi ne parla approfonditamente il quotidiano La Verità. Non c'è bisogno di acquistare il quotidiano Il Corriere. Vado a pagina 15 del quotidiano La Verità, si ritorna sulla famiglia Del Bosco, Trevaillon, genitori incapaci, ma soprattutto in taglio basso, dura la Lega, le toghe faticano a correggersi. Di Giacomo, i figli non sono di proprietà di chi li mette al mondo, manco dello Stato. Brambilla, noi moderati, non avrò pace finché questo nucleo non sarà riunito. Questo ed altro sul quotidiano La Verità, ma è arrivato il momento di lasciarvi, signore e signori. Sammy Varin qua si ferma, tra poco l'editoriale di Sallusti, poi Giulio Cainarca, ma alle 11 torniamo insieme.